io ho il 10% più o meno di persone che hanno ritirato i figli da scuola. In Veneto il 10% delle famiglie avrebbe deciso di ritirare i figli da nidi e materne. Questo è il primo dato significativo che Mattia Marchi del Corvelva ha in mano all'indomani della scadenza del termine previsto dalla legge 119 sulle vaccinazioni per la presentazione dei documenti per i bambini da 0 a 6 anni. Un quadro più completo si potrà avere nei prossimi giorni, intanto però, stando ai numeri a disposizione del Corvelva, è già chiaro quale sia il territorio che registra il maggior numero di casi spiacevoli. Si tratta della Marca Trevigiana. Il Trevigiano abbiamo visto scuole in cui abbiamo saputo di scuole che avevano preso come obbligo unico l'autocertificazione. I veneti che arrivavano a scuola avevano prenotato direttamente all'ASL, convinti di consegnare questa prenotazione dell'ASL, per cui l'ASL aveva ricevuto la copia e dato il giorno in cui fare la vaccinazione. Non volevano consegnare l'autocertificazione, anche perché l'autocertificazione vuol dire dare in mano a un dirigente magari di un piccolo comune tutte le vaccinazioni fatte da un figlio. Situazioni difficili che hanno registrato la ferma reazione dei genitori. Se sono impuntati hanno detto che a costo hanno preparato, noi come Corvelva abbiamo fornito a chi lo richiedeva una diffida da inviare al dirigente, all'ASL. Se dovesse essere che alcune scuole continueranno in maniera sbagliata a pretendere una carta che non è obbligatoria per legge, partiremo con azioni ben diverse. Ovvero vie legali? Vie legali. Che la provincia di Treviso rappresenti lo zoccolo duro dei cosiddetti Novax lo conferma anche la FISM, che ha inviato alle sue scuole una circolare chiedendo un riscontro sul numero di bimbi ritirati o non accettati. Molto più tranquilla appare la situazione nel capoluogo della Marca, dove nei 2 nidi comunali non si sono registrati problemi. I frequentanti i nidi hanno presentato la autodichiarazione, adesso l'esame degli uffici individuerà se ci sono dei problemi e manderà alla USL i risultati. Per le materne, dirigenti scolastici al lavoro. Non tutte le famiglie sono immediatamente contattabili. Le famiglie che sono state contattate hanno risposto con l'autodichiarazione.